Dolore. Ieri dovete aver sentito, senatrice, gli urli della scuola, il pianto della scuola. Sono uscita dal Senato con le insegnanti che piangevano perché ieri avete assassinato la scuola pubblica. Vergognatevi. Vergognatevi. Ieri avete calpestato non solo noi insegnanti, avete calpestato i diritti di quei ragazzi che adesso mi stanno ascoltando, che avere una scuola di qualità. Perché se è vero che c'è dispersione scolastica nella scuola, è perché voi tagliate i fondi continuamente. Basta con le menzogne. Basta con le menzogne, senatrice. Con questa voi parlate della riforma come di uno sport. Mentite spudoratamente. Come ha spiegato il signore di prima, la realtà è che voi tagliate i fondi e i precari li massacrate. Noi abbiamo bisogno di questi ragazzi, di questi insegnanti, perché sono state fatte 130.000, sono stati dati 130.000 incarichi in questo anno scolastico. Voi adesso ne assumete una parte, poi 60.000 chissà l'anno prossimo, intanto norma giuridica, le province, vedremo poi dove, spostati in tutta Italia. Vergognatevi, ancora una volta vergognatevi. Sappiate che voi questa riforma non la riuscirete a portare avanti, perché noi nelle scuole a settembre voi troverete il Vietnam. Sappiate che noi insegniamo il Vietnam, sì, la guerriglia, perché la guerriglia, voi non ci conoscete. State distruggendo questo paese, avete cominciato con il Job Act, ora il controllo dei lavoratori, e questo è il PD. Vergognatevi, perché io il PD l'ho votato e mi fate schifo, e voi avete perso 2 milioni di voti e ne perderete altrettanti, e alle prossime elezioni amministrative a Bologna io mi auguro che il PD perda, perché voi non rappresentate più i lavoratori, voi rappresentate la Confindustria. E se mia nonna, che faceva i tortellini qui alle feste del PD, fosse ancora viva, piangerebbe, perché si vergognerebbe di quello che siete diventati. Ancora una volta, vergognatevi, ma gli insegnanti non dimenticano. Noi siamo come gli elefanti, senatrice, non ci dimentichiamo di lei.